Voi avete visto che in questi giorni la vera notizia è stata di Fedez, che ha fatto in diretta televisiva la proposta di matrimonio alla sua ragazza. Un po' banale, lui comunque, detto fra noi. Sì, possiamo dire. Però l'importante, qual è l'importante, no? L'importante è che al giorno d'oggi... Sì. Mi lasci parlare, lei è l'ospite, devo ancora presentarla. Benissimo, grazie. La cosa importante al giorno d'oggi è che i VIP, le star sono disposti a mettere la propria privacy, la propria vita privata a disposizione del pubblico, anche a volte per fare merchandising, per vendere di più, no? Ricordate lo scherzo a Fedez, DJ Axe, mise a piangere, cioè mettere in televisione le lacrime, la sofferenza, l'amore, per vendere gli album, i dischi alla fine, che erano usciti. E avere like. Ed è per questo che abbiamo qui uno dei dirigenti, signore e signori, della Endemol. Buonasera, sì, grazie. Allora, buonasera, lei è? Il nome? Agente? Agente dell'Endemol. Allora, bene, giusto, bisogna mantenere. Allora, possiamo chiamarla agente? Sì. Beh, allora, guardi, lei ha fatto una bellissima premessa. Sì, ecco. Perché io sono qua per dirvi che ho cercato di privatizzare. Di privatizzare? Sì. Scusi, parlo un po' così, sono anche un po' emozionato. E contrattualizzare alcuni eventi privati per poi metterli in televisione, no? Ok, allora lei ha contrattualizzato... Sì, alcuni eventi di qualche star, di qualche VIP, di qualche famoso, insomma, no? Sì. Posso fare un esempio? Ma sì, per capire noi bene. Siamo qua quindi, proprio per sapere i segreti, no? Allora, queste cose accadranno in futuro, questi eventi accadranno in futuro e io li ho contrattualizzati per fargli vedere in televisione, ovviamente. Adesso ho capito. È chiaro questa cosa? Tutto questo... Tutto in diretta! Tutto in diretta? Sì. Mentre succederà? Tutto, ovviamente, a scopo puramente commerciale. Ecco, allora questo per vendere dischi, per vendere eventi, concerti, per vendere magliette anche. Questo è il futuro, signori. Allora, agente, ci spieghi un po' alcune cose che lei ha già contrattualizzato? Beh, allora, già lei l'ha accennato. Sì. Abbiamo già comprato, vuoi sapere cosa? La prima notte di procreazione di Fedez e la Ferragni. No, cioè voi avete messo sotto contratto Sì. la notte di sesso, ecco, il sesso. La notte di sesso che faremo venire a gennaio 2018, quindi una cosa fresca. Sì. E sarà 2 ore di direttissima senza pubblicità di questa notte di sesso tra Fedez e Ferragni. E abbiamo l'esclusiva con Canale 5 e addirittura già uno sponsor che ci ha chiesto di fare da partner. Avete anche lo sponsor? Sì, abbiamo lo sponsor, un pacco di grissini Rio Mare che saranno presenti nel culo di Fedez. Perché? Come? Cosa sta a casa? Lo sponsor da qualche parte bisogna metterlo, non è che possiamo... Sì, non è che quello lì è un punto comunque ben visibile durante la diretta, quindi pagano $1 miliardo. Quindi speriamo che non siano come un po', cioè, quelli della pubblicità per il suo sederino, dico. Perché? Cosa vuol dire, assessore? È perché si taglia con un grissino. Ma assessore, andiamo avanti. Non venga fuori. Questa cosa servirà comunque per sponsorizzare il primo tour di opera lirica della Ferragni di Fedez, ovviamente. Ma lei veramente vabbè. Sì. Ha un altro esempio da farci anche per andare con altri personaggi? Allora, abbiamo una sorpresona per il 2020. 2020? Già contrattualizzato un evento privato? Dico solo un nome! Lo dica. Sono curioso, lo dica. Enrico Mentana. Cosa succede? 8 ore di disenteria di Mentana per l'autunno 2020. Come dissenteria? Si chiamerà l'evento Maratona Mentana di diarrea. Quindi abbiamo già noleggiato una toilette privata di 2 metri per 2 e all'interno avrà ben 10 telecamere GoPro che prenderanno a 392 gradi tutta questa cosa che appunto tutta questa grande, che posso dirlo anche così, cagata di Mentana. Ecco. Molto bello, penso che farete un grande record di pubblico, ma anche dentro il water, le telecamere sono messe proprio... E 4 decimi saranno all'interno delle 4 telecamere CDT dentro il Solo dentro 4. Avranno un grandangolo che ti sembra di essere nello spazio quasi. È una maratona. Gradi. È una maratona, bisogna far vedere tutto. Non abbiamo finito, io avrei ancora altre cose. Beh, facciamone una ancora perché poi... Abbiamo uno speciale che andrà in onda nel futuro. E questo futuro sarà molto vicino nel 2025. Beh, insomma, vicino. Abbiamo comprato, attenzione, sapete cosa?
la morte in diretta No. di Maria De Filippi. No. Calma, questa cosa è è pesante. Questo è pesante. Allora, Allora. sono curioso di sapere perché. Allora, andrà in onda come puntata finale Sì? degli Amici 2025, di Amici di Maria De Filippi 2025. Cioè, la puntata del 2025 finirà con questa. Un'uccisione di Maria. Come uccisione? Eh sì. Quindi, Ragazzi, allora, Ma Maria De Filippi lo sa sta cosa? assolutamente tutti hanno firmato. Maria De Filippi ha firmato per prima e soprattutto lei ha costruito la sceneggiatura e la coreografia di questa cosa. Ancora 15 anni fa. Cioè, Amici di Maria doveva finire così già da 15 anni. Sì, allora, vuoi sapere come funziona? Volete sapere come funziona questa cosa? Beh, Anche gli a amici sto punto, che se- ascoltano in radio a casa. Se lei stessa ha voluto Allora, così. tutti i ragazzi delle passate edizioni dei Talent Tutti? pugnaleranno Maria De Filippi come Giulio Cesare nell'antica Roma. Ma come? E sapete come raccoglieranno poi tutto il sangue che verrà sparso in questo Come, grande come? studio? Come? Verrà utilizzato un mocio particolare. Questo mocio sarà proprio Maurizio Costanzo. Ma perché? Vabbè. E attenzione, ovviamente, oltre che vendere l'audience, venderemo anche dei gadget. E Ah. infatti tutto il sangue verrà distillato, imbottigliato e venduto come Gatorade per tutti i ballerini del mondo. Ma signori, questa è una. Quindi lei mi sta dicendo, lei vuole farmi credere che in realtà Amici di Maria De Filippi. Sì, sì, è una pubblicità che è nata, diciamo, 20 anni fa, di durata 20 anni fa, e che sta durando tuttora per pubblicizzare un prodotto che devo ancora creare, hai capito? Maria De Filippi non è nient'altro che la pubblicità ventennale sul Amici. prodotto che deve ancora nascere. Amici, è una pubblicità, ragazzi! Abbiamo fottuto il sistema commerciale, così l'avete capita? Io sono l'Endemol! Lei è un Sono ge- l'Endemol! Lei è un genio. Possiamo dire che lei è un genio? Possiamo chiamarla genio? Beh, preferirei dottore! Come dottore. che ruolo è? Vabbè, Ma volevo- facciamo che potete anche chiamarmi paladino dell'Odissea della pubblicità 2017. Lei è un po'. Possiamo dire che lei è il nuovo Berlusconi? Possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo, dai. Possiamo dirlo. E allora ringraziamo Grazie. il nostro. Come si chiama lei? Io, Come si chiama? Cafu, Come giocatore di calcio. sono io. Non è vero, non è lei. Il Cafu è brasiliano. Vabbè, volevo fare la battuta perché so che siete bravi a Ma fare che- le battute. Ma che battuta non fa ridere. Vabbè, Vabbè. signore Sicchioni. Signori. Signore e Grazie a signori. tutti gli ascoltatori di Radio Mbirichina, grazie. Radio Onde Furlane. A tra poco, Chiastrons Live Show.